Buonasera a tutti. Io prenderò poco tempo perché solo per puntualizzare un attimo che cos'è il CSS e che cosa succede quando si usa il CSS. Noi abbiamo già fatto l'anno scorso questa conferenza stampa dove spiegavamo le ragioni per cui il CSS non è assolutamente la soluzione, visto che al convegno di Confindustria che era stato fatto poco tempo prima era stato detto che la soluzione per il riciclo dei rifiuti è la produzione di CSS, siccome il 18% dei rifiuti non è riciclabile. Chiaramente a ruota è seguito l'assessore all'ambiente regionale che dice il problema dei rifiuti non si risolve con la strategia rifiuti zero, per cui si mette anche lui sulla strada del CSS. Infatti nel nuovo piano regionale sono previsti 3 impianti per la produzione del CSS, combustibile solido secondario, uno a Terni e 2 in provincia di Perugia. La grande falsità che dopo dei primi è che il CSS non è CDR, cioè combustibile da rifiuti, è peggio. Il collega, purtroppo Clini, perché è un medico, ha semplicemente cambiato la parola, le 2 sillabe R di R, aggiungendo SS, che già determina un brutto ricordo, ha fatto sì che questo tipo di materiale non fosse più considerato rifiuto. Tant'è che nel decreto nel decreto conseguente vedete cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari. Quindi il CSS non è più un rifiuto, è un combustibile. Federico Valerio, che penso conosciate, il convegno che abbiamo fatto a Gubbio proprio su questo tema. Vedete che l'Umbria, insieme con la Lombardia e il Veneto, sono le regioni che hanno la possibilità di generare la maggiore quantità di CSS. L'Umbria può arrivare fino a 220.000 tonnellate. Dati dell'annomisma, non è che siamo inventati. Questa è la fotografia che io, da consigliere comunale, decaduto perché sapete l'amministrazione comunale di Umbria è stata commissariata, sono andato in discarica 2 volte e ho fatto la fotografia. Si vede male la fotografia, però vi dico a voce, e perché l'ho visto di persona, qui c'è tanta plastica, c'è del nylon, c'è della gomma, c'è della stoffa, c'è tutto un materiale assolutamente riciclabile. Non ci sono gabbiani, quindi significa che non c'è organico. Questo è il decreto Clini che dice da che cosa è composto il CSS, rifiuti urbani non compostati, rifiuti combustibili, scarti di tessuti animali, così via. Comunque, se andiamo a organizzare quello che è il CSS, che ha un termine tecnico detto fluff, vediamo che per il 45% è costituito da materiale organico. E siccome nel materiale organico c'è l'acqua, io non credo che l'acqua sia un buon combustibile. Infatti il potere calorifico del CSS, vedete, è bassissimo, è il minore in assoluto. Vabbè, tralasciamo poi il discorso che per tirare fuori 5 grammi di oro occorre 1 tonnellata di minerale aurifero, mentre dai telefonini, da 1 tonnellata di telefonini ne tiriamo fuori 150 grammi, le cosiddette miniere di città. Però questo volevo dirlo perché hanno invitato anche a me personalmente questi amici della terra, dove appunto sosterranno il blocco Italia e quindi
sapete che all'articolo 35 del blocco Italia inceneriamo a tutto spiano per risolvere il problema dei rifiuti, sorpassando qualsiasi normativa europea ricordata prima anche da Marco. Questa è l'ultima diapositiva. La memoria dell'uomo politico consiste nell'esercitare il potere che gli è stato affidato al fine di perseguire il bene comune. Vi ringrazio per l'attenzione.